Ciao imbrutiti, oggi sono a Marola, una frazione di Torre di Quartesolo in provincia di Vicenza e oggi vi parlerò di uno dei prodotti in assoluto più diffusi in Veneto, tra l'altro prodotto stagionale del momento. Lo farò con una persona che li ama così tanto che quando ne parla sembra romanzarli, gli asparagi. Siamo qui con Andrea Branco, l'azienda agricola Branco. Lui ha 36 anni, si definisce il custode del territorio, io lo definisco il poeta degli asparagi e rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio. Di questo prodotto ne ha fatto la sua vita, guardate qua. È Renault Traffic senza traffic. Allora, porca non potremmo scegliere. Abbiamo un po' insegnato alla gente che bisogna mangiare i prodotti del territorio. Questi sono tutti asparagi, sì, pronti per la raccolta. Tutto un asparago? Tutto un asparago. E io sposto un po' di terra sotto, comincia a essere bianco. Quindi dove non arriva la luce è bianco, poi piano piano diventa rosso e poi diventa verde per la fotosintesi che fa. Alla notte di solito crescono 5-10 cm, quindi questo domani mattina potrebbe essere qua. A teli, asparago bianco. Senza terra e teli, asparago verde. Questa qua è detta zampa d'asparago. Qua ci sono gli asparagi, ci sono tutte le gemme, ho detto anche i butti, insomma. Questo è un asparago, questo è un asparago, questo è un asparago, questo è un asparago. Questa radice qua, faccio un solco, un muso, un scavo, insomma, ok. La metto a riposo, 15 cm, la copro con la terra per 3 anni. Non devo più toccarla. Lei ha da formarsi le radici, deve formare più radici possibile. Il primo anno viene fuori, sì, però è molto debole. Servono 3 anni per rinforzare le radici. È tutta una roba manuale. La raccolta manuale influisce sulla qualità. Eh sì, facciamo meno male alla pianta. E meno male alla pianta fa più qualità. Il rispetto per la pianta, per la natura, e la natura ritorna indietro. Ah, perché c'è il telo nero e qua sono teli bianchi? L'asparago viene fuori quando si scalda la terra. Il teo nero aiuta, perché il nero attira il sole, no? Quindi aiuta a scaldare. Il bianco serve per fare l'incontrario, perché quando si scalda massa tipo a maggio, le punte d'asparago che le sei appena fuori dalla terra le viene bruciate dal telo nero che sei a 60 gradi. L'asparago è un coro che viene sulla terra. Oh, basso un po', perfetto. La raccolta del verde qua del fianco, più o meno qua, pronto già un altro asparago che viene su. Perché avete questi cumuli di terra alti e non li piantate per terra, scusa? Io non faccio altro che alzare la terra, cioè che faccio un inganno all'asparago. L'asparago per natura lui deve venire fuori, deve trovare la luce e continua ad andare su, trova il teo nero. Qui ogni mattina lo taglio e continuiamo così. E la stessa pianta posso decidere di fare un anno verde, un anno bianco. Una la lascio senza terra, una invece che metto a terra e il telo. Noi lasciassimo per senza il telo e lì diventa verde. Questa puntina qua comincerebbe a diventare verde. Sì, rossa, verde, e comincia a diventare verde da questo piano qui. Qua comincia a diventare verde, i rametti, chiamiamoli. Sì. Poi farà i fiori, nei fiori viene fuori il frutto. Quello che mangiamo noi è un pezzo di pianta dell'asparago. Ecco qua è detto taglia asparagi. In gergo noi chiamiamo sguba. Io devo andare giù in diagonale. Zaccate così e te lo brinchi. Eccola qua. E te lo carichi. Primo anno dopo i 3 anni che qua tagliamo. Se li vedete belli vigorosi così è proprio perché probabilmente i primi sì, anni. Come no. Adesso insomma la radice deve essere abbastanza grossa per sopportare lo stress che gli provoco ogni volta che taglio, che ha cominciato ad aprirsi. Questa fase che mette i rametti, chiamiamoli rametti, ok? Questa fase comincia a fare così, tipo alberello. Questi sono i fiori che farà, diventerà molto folto e serve per recuperare più energia possibile. Riconosciamo gli asparagi così. L'asparago sarebbe così. Noi andiamo a mangiare quando l'asparago è al suo inizio. Ci sono 2 modi per vedere l'asparago, se è fresco o no. E il primo modo, in fondo qua deve essere acquoso proprio, acqua che viene fuori. E l'altra cosa è la punta, ingiallisce tanto e si secca, si appa, come si dice. Quando ti vedi proprio tanto gialla, e ora vuol dire che l'asparago è vecchio. Non so se riesco a trasmetterlo, ma mi sto innamorando degli asparagi. Uno nasce in campagna, logicamente si innamora della campagna. E del verde ben, la soddisfazione più grande dopo non sei che sentire la gente dice madonna che buoni si asparagi. Fa conto che poi caresso ogni mattina. Nel Veneto abbiamo una tradizione di asparagi bianchi, quindi il mio asparago qua è un asparago deco, quindi ha la denominazione comunale. Bisogna portare valore ai contadini. La spina dorsale dell'Italia è una roba che abbiamo fatto qua noi altri, la grappa all'asparago. Ma il gusto dell'asparago
va bevuta da sola. La terra bisogna ricordarsi che è viva, prendersene cura perché ella ti darà dei frutti. Se ti ha maltratti, ella non ti fa più mangiare e ora sei cavi a mani. Pensato mai di mollare? No, seriamente no. Andrea Soronco parla di asparagi. La verità è che l'asparago è segno dell'ingegno di Re, un prodotto che sembra un'opera d'arte. Il mondo si è spaccato a metà tra il bianco e il verde, però direi l'importante è che li consumate bene.